Allora, rieccoci insieme, siamo sempre con voi, anzi con lo Spicigelle in diretta e con voi da Piazza Garibaldi in centro a Padova. Fulvio Dal Zio è qui presente in studio, abbiamo parlato di questa brochure che è uscita con la collaborazione di Spicigelle e Federconsumatori. Adesso invece entriamo nel merito, una manifestazione che si è svolta nelle principali città italiane per lottare contro cosa? Cos'è che non vi è andato bene nella finanziaria? Quali erano le aspettative? Quali sono i risultati che avete conseguito o non avete conseguito? Beh, prima di entrare nel merito, concedetemi alcune precisazioni. Allora, io non citerò adesso dati del sindacato, ma ci sono dati che sono inequivocabili. Per esempio l'Istat ha dichiarato che ci sono 2 milioni di famiglie povere in Italia. Povertà assoluta, che significa che non hanno nemmeno di che sostenersi. L'80% dei nuovi contratti di lavoro, perché indubbiamente c'è stata una ripresa, insomma, e quindi anche una ripresa dell'occupazione, ma l'80% di questi contratti sono contratti a tempo determinato o precari. È inequivocabile, l'ha detto anche l'Ocse, che i salari italiani sono tra i più bassi d'Europa. Si potrebbe aggiungerne molti altri. Allora, pur riconoscendo che questa manovra finanziaria ha alcuni aspetti positivi che non vanno sottaciuti, che non abbiamo nascosto, in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto della distribuzione dei 7 miliardi di euro famosi, uno vanno alle imprese, fanno 8, così come vengono distribuiti, penalizzano i soggetti sociali che hanno minor reddito e quindi i lavoratori, le lavoratrici, le pensionati e i pensionati. Basta guardare le tabelle del Ministero dell'Economia che sono state pubblicate ieri sui principali quotidiani nazionali, dove cercano di far vedere, di far capire che invece i redditi più bassi sono quelli che percepiscono più risorse. Peccato che mettono assieme gli 80 euro del governo Renzi, che era fino ai 25-26 milioni se non ricordo male, mettono assieme i provvedimenti del secondo governo Conte col ministro Gualtieri, che estendeva e portava a 100 euro fino a 40.000 euro circa, e poi mettono assieme anche cosa avviene da questi provvedimenti che il Parlamento si sta prestando ad approvare. È evidente, siccome fanno gli istogrammi e differenziano i colori, che i salari, le retribuzioni, i redditi più bassi sono quelli che percepiscono di meno, molto di meno, rispetto a quelli che hanno i redditi di 40, 50, 60, 70 mila euro. Allora, siccome uno degli aspetti più discussi e più chiari a tutti sono le disuguaglianze sociali che sono presenti nel Paese, queste disuguaglianze bisogna vederle e bisogna saperle affrontare. Con questo provvedimento questo governo non coglie questa situazione, anzi le disuguaglianze sociali si tendono ad aumentare. Non a caso prima abbiamo parlato dell'incremento delle bollette. C'è un aumento, appunto, stavo dicendo, dell'inflazione, e sappiamo che l'inflazione e l'aumento delle bollette colpisce i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e dei pensionati più bassi. Quindi ecco la ragione per cui noi abbiamo scioperato ieri con 5 manifestazioni in tutta Italia, compresa Milano e Roma. Però l'adesione è stata, per i pensionati c'era, perché voi pensionati siete sempre organizzati con i pullman, eccetera. Invece per quel che riguarda i lavoratori, come anche scrivono i giornali di quest'oggi, non è stata così partecipata, non è stata così sentita. Ma adesso io non voglio prendermi con i giornali perché ho il massimo rispetto.
E però, come dicevo prima, hanno pubblicato in maniera asettica queste tabelle, anzi sostenendo anche loro che i redditi più bassi, cioè le ragioni per cui noi scioperavamo, cioè contro le disuguaglianze, cercavano di mascherarle, insomma, in maniera un po' furbesca, ma insomma era palese la cosa. E quindi, insomma, mi aspetterei un po' più di obiettività e di oggettività da parte degli organi di informazione. Poi siamo al solito guerra delle cifre, insomma, ma infatti, senza entrare nello specifico, l'importante era potrei dire organizzato. Che insomma, ci sono fabbriche che hanno scioperato in massa. Certo, era un'iniziativa difficile, complessa, perché sono andati solo due sigle sindacali, la CGIL e la UIL, a questa iniziativa. Non sarà l'ultima, come hanno dichiarato sia Bombardieri che Landini, ma sarà l'inizio di un percorso che mi auguro possa ricomporre rapidamente anche il fronte unitario. Allora, insieme per la giustizia, esatto, questo dopo l'aspetto unitario, torniamo sul merito. Io direi, chiedo anche dalla regia le slide. Insieme per la giustizia era un po' diciamo il frame, sì, lo slogan che voi davate, e ci sono diversi punti. Allora, qua vediamo infatti il primo. Insieme sostanzialmente per che cosa? Beh, mi piace anche ricordare che ieri è stata il corteo di Roma, ha visto la partecipazione, un pezzo del corteo congiunto tra i pensionati e i giovani. Insieme per cosa? Innanzitutto per i giovani. Questo è un paese che dice continuamente che non si affrontano i problemi dei giovani, che le pensioni per i giovani non ci sono, però non si fa assolutamente nulla per dare risposte a questi che sono temi reali. Da lunedì inizia un confronto, vedremo insomma che risposte darà. Non è un paese che affronta, appunto, come dicevo, il disagio delle giovani generazioni. Non lamentiamoci poi se siamo un paese a scarsa natalità, perché il primo elemento fondamentale per avere una maggiore natalità è appunto quello del lavoro. Non è un paese per donne, perché sono coloro, l'altro soggetto sociale, che più sono state penalizzate dalla pandemia, sia in termini occupazionali che in termini di reddito. È un paese, come dicevo prima, a profonde disuguaglianze sociali. Non è di oggi questa disuguaglianza, che si sono prodotte nel corso degli anni. Bisogna invertire la tendenza. C'è l'occasione del PNRR e qualsiasi occasione come quella appunto di questa legge di bilancio, insomma, doveva costituire un'inversione di tendenza. Ecco, voi chiedete anche la riforma fiscale, la riforma delle pensioni, tra le altre cose. Una riforma per me il punto, per il sindacato, in particolar modo per il sindacato dei pensionati, il punto fondamentale è quello di dare risposte ai giovani e alle donne. Poi ovviamente ci sono anche i nostri temi che riguarda la rivalutazione delle pensioni, riguarda l'ampliamento della 14ª mensilità e altre questioni. Però ecco, per noi diventa fondamentale, per questo abbiamo fatto il corteo assieme ai giovani, diventa fondamentale, prioritario, se vogliamo dare un futuro a questo Paese, puntare sui giovani e sulle donne, che sono i due soggetti che più sono penalizzati in questo contesto. Il welfare e la sanità sono altre due componenti su cui voi insistete anche parecchio. Sì, ovviamente ci sono altri questi temi, tra l'altro va riconosciuto che ci sono 2 miliardi in più in questa legge di bilancio ed è un'inversione di tendenza rispetto a tutte le altre leggi di bilancio. Quindi quando dicevo c'è stato un passaggio, sì, effettivamente. Sì, ma quando dicevo che non siamo per non riconoscere gli aspetti positivi, questo è uno di questi. E indubbiamente noi siamo per un rafforzamento della sanità pubblica, perché se c'è una cosa che ha dimostrato questa pandemia che stiamo ancora vivendo, a proposito invito tutti a farsi rapidamente la terza dose, insomma, anche alle badanti, vero? Anche alle badanti. Qui abbiamo anche una slide, se riusciamo a metterla in onda dalla regia, perché è fatta in più lingue, tra l'altro. Sì, abbiamo fatto questo volantino che è in distribuzione in tutte le nostre sedi, in tutti i nostri social.
per invitare anche le collaboratrici familiari che magari vengono dall'estero, insomma, di vaccinarsi. Conviene a loro e conviene alle persone che allora, di fatto assistono. Senza questo vaccino non potrebbero neanche avere un contratto di lavoro regolare, quindi questa è già una condizione sine qua non. Seconda cosa, un senso di responsabilità, ma anche per se stesse, perché al di là di tutto uno si sa che, che purtroppo il virus lo porta, lo prende a prescindere dal vaccino, però ci sono molte persone che si ammalano anche gravemente, quindi metterebbero anche in discussione il proprio stato di salute, purtroppo. Certo, vediamo anche, insomma, i dati epidemiologici che ovviamente è in aumento in Italia il numero di contagiati, però è anche vero che rispetto agli altri paesi europei siamo molto e non siamo nelle situazioni degli anni precedenti, dei 2 anni precedenti, dove c'era tensione in particolar modo nelle strutture sanitarie. È preoccupante l'incremento che c'è, però insomma. Quindi terze dosi per tutti, soprattutto per le persone più fragili, per gli anziani, quindi anche nelle case di riposo. Però è anche giusto riconoscere, insomma, che ormai il 90% dei cittadini italiani si sono vaccinati. Adesso si è aperto anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Però ci troviamo sempre in questa situazione. Quindi, insomma, gli italiani, il popolo italiano, come sempre, insomma, dimostra quando non c'è il momento. Immaginiamo se non fossimo vaccinati come saremmo, in rosso scuro. Non lo so, mi vengono i brividi. Ecco, c'è un'altra cosa che volevo sottolineare a proposito dei giovani. Noi abbiamo dovuto procedere a una selezione perché una nostra collaboratrice è passata ad un altro ruolo. La cosa che più mi ha colpito, giovani per modo di dire perché hanno tutti 40 anni, avevano tutti, è che hanno la necessità di stabilizzare, di avere un contratto di lavoro stabile, di avere una certezza. Cioè, tutti chiedevano delle certezze. Questo è che andavano in cerca di una stabilità che fino ad oggi, fino a questi giorni, non l'hanno avuta. È una cosa che mi ha fatto riflettere, insomma, perché magari erano più che mai, secondo me, intorno ai 40 anni. Esatto, erano disponibili anche magari a percepire un reddito un po' più basso, pur di avere una certezza, una stabilità. Anche questo nel nostro piccolo, insomma, ti dà l'indice, ti dà il segnale di quanto sia importante il lavoro per le persone. Ma secondo me c'è anche un aspetto che giovanissimi. No, anche no, perché poi uno vuole cambiare lavoro, l'azienda vuole fare, e giustamente deve fare esperienza, sentirsi vincolato può anche creare delle ansie, no? Perché uno non è sempre soddisfatto, c'è questa voglia ed è giusto. Arrivato a 40-45 anni uno dice, mo che faccio? Posso prendere un mutuo, una casa, non avere una stabilità, a prescindere che poi uno può cambiare comunque lavoro, perché non è che sposa l'azienda a vita e muore così, però avere delle prospettive serie non consente altrimenti di costruire qualcosa, una famiglia, per esempio. Si costruisce, di avere un futuro, di poter guardare un po' più avanti. Ormai moltissime donne quasi ai 40 anni pensano ad avere figli e infatti la nostra natalità è bassissima. Allora, questo è un altro aspetto molto importante. L'altra componente che è altrettanto significativa, che volevo un po' spiegarla in 2 parole, se riusciamo, ma mi dico abbiamo 2 minuti, se ce la facciamo, e per chiarire, lei l'ha detto prima, non eravamo a livello unitario, eravamo con la UIL, la CISL ha preso una posizione diversa. In 2 minuti riesce a spiegarla? Ma io rispetto ovviamente le posizioni delle altre organizzazioni sindacali, ancora di più nel caso della CISL, insomma, una confederazione che ha una storia, che ci ha visto il più delle volte quasi sempre uniti. Hanno preso un'altra strada e quindi sta a loro, insomma, io non voglio entrare nelle ragioni. Ripeto, noi non stiamo parlando di dati sindacali, quello che ho detto prima sono tutti dati che vengono dagli istituti, se non dal Ministero, e che dimostrano appunto questo aspetto. C'è un disagio sociale nel nostro Paese, intanto è bene che il disagio sociale lo raccolga il sindacato e lo esprima, e dopodiché è importante che il governo, la politica sappia leggere e dare risposte. Uno dei problemi, ma che riconosce anche la CISL su questo, è che non sono confronti quelli che abbiamo col governo, sono informazioni. E quindi io capisco che questo governo è un governo
con una composizione diciamo particolare che abbraccia destra, sinistra, centro, riformisti, sovranisti e quant'altro. Però si è scelto di chiudere prima il cerchio a livello politico e poi informare le organizzazioni sindacali che invece rappresentano e danno voce al malessere delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dovevano ascoltarti, ci devono ascoltare e si devono confrontare con noi. Non siamo degli irresponsabili. All'inizio della pandemia abbiamo fatto accordo col governo, che poi è stato tramutato anche in legge, e per garantire che le fabbriche, che la produzione potesse continuare. La responsabilità, non ci devono chiedere a noi la responsabilità, noi lo siamo sempre stati e continuiamo a esserlo, perché crediamo che, come dire, posizioni demagogiche non fanno gli interessi dei soggetti sociali che noi vogliamo e rappresentiamo ormai per quanto riguarda la CGIL da 110 anni, non siamo mai stati dei demagoghi, vogliamo continuare a tutelare il mondo del lavoro e dei pensionati. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo in